Seconda corsa è la Gentleman di oggi. Sono cavalli ora di 4 anni, lettera B, 1 Brenda Piss, Johnny Pizzolato, 2 Bargecchia DR, Filippo Monti, 3 Bocca Dorata, Michele Canali, 4 Bamaco dei Greppi, Nicola Del Rosso, 5 Butterfly Horse, Patrick Romano, 6 Beatrice Matto, Maurizio Scala, seconda fila, 7 Bimbo di Mille Zanichelli e la favorita Bardecchia DR è di galoppo e quindi è praticamente fuori corsa. Davanti si mantiene Brenda Pizza con Bocca Dorata che cerca di accodarsi Numero seconda 2 Bargecchia DR davanti squalificato. all'allievo di Maurizio Scalo, ovvero Beatrice Matto, che si è sistemato terza, mentre di fuori vediamo Bamaco dei Greppi. 16-9, ma ricordiamo nuovamente che la pista è pesante, quindi parziali un po' più lenti del solito. Si mantiene in vantaggio Johnny Pizzolato con Brenda Pizza, arriva al paletto dei 400 in 33,6. Di fuori accompagna Bamaco dei Greppi con seconda la corda Bocca Dorata, davanti a Beatrice Matto, in coda Bimbo di Mille, mentre di fuori anche Butterfly Horse in seconda pariglia. Curva percorsa in 17,2, addirittura 58 i primi 600 metri, sempre davanti la figlia di Ghiaccio del Nord che va di conserva. Si è adeguato al ritmo blando all'esterno Nicola Del Rosso con Bamaco dei Greppi, poi l'altra pariglia formata da Bocca Dorata e Butterfly Horse, giro in 1,7,2. D'accordo che la pista è pesante, ma il ritmo è proprio blando. Brenda Pizze e Bamaco dei Greppi sempre affiancati, la seconda pariglia con Butterfly Horse che accenna la terza ruota, curva in 17,1, chilometro in 1,24,3. Terza la corda sempre Beatrice Matto davanti a Bimbo di Mille, proseguono apparecchiati i primi due, ora sì, accelera almeno lievemente, viene fuori un 15,7 sulla retta di là, insiste Bamaco dei Greppi all'esterno, si prepara a Butterfly Horse, tenta un po' a tenere il ritmo lungo la corda Bocca Dorata, siamo a 250 metri dalla conclusione, prova dalle retrovie anche Beatrice di Matto che ha dovuto fare un gran giro largo, 15,7 la curva finale, a retta d'arrivo ancora tutto da giocare, Bamaco dei Greppi sembra sul punto di prevalere, ma a largo di tutti c'è Beatrice Matto, Bamaco e Beatrice è sul palo, Bamaco dei Greppi si difende dall'ottimo finish di Beatrice Matto al terzo Bocca Dorata, 32 chiudere, 14,5 la retta d'arrivo. La vittoria meritata tutta all'esterno per Bamaco dei Greppi, Nicola Del Rosso alla guida, il figlio di Exploit CAF, dopo oneroso percorso esterno si è difeso dall'affondo di Beatrice Matto che era terza alla corda, ha dovuto scurvare molto larga e ha potuto essere solamente seconda al terzo Bocca Dorata.